così come abbiamo sostenuto attraverso il piano energetico ambientale della Sardegna, con chiarezza. Da una parte dal rinnovabile il 40%, non il 23%, ma dall'altra, se combustibili fossili devono essere, tanto vale che guardiamo anche al nostro carbone, non solamente al catrame importato dall'estero. E guardiamo al nostro carbone come abbiamo guardato, riaprendo la Carbosulcis, facendo riassumere persone alla Carbosulcis, riaprendo l'attività produttiva e finalmente, grazie alla riapertura dell'attività produttiva, abbattendo le perdite che prima gravavano sul bilancio della Regione. E nei prossimi mesi, avevamo iniziato a rinegoziare il contratto con l'Enel per aumentare le quantità da consegnare e per migliorare le condizioni anche di prezzo e dei servizi aggiuntivi, in maniera da riuscire nei prossimi 2 anni a portare in equilibrio quella fabbrica, che non abbia più bisogno di nessuno per poter vivere e operare come sta oggi vivendo e operando, diversamente da 5 anni fa.